Un buongiorno a tutti voi, venerdì 10 giugno sono le 12 in punto, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Focus TG, l'informazione che vi tiene aggiornati su quello che sta succedendo e quello che è successo nel nostro territorio. Come sempre la prima parte del nostro Focus TG è dedicata alla cronaca, un'ampia pagina di cronaca anche oggi, e poi ci sarà spazio per la sanità, l'attualità, l'economia, il lavoro e nella parte finale un'ampia parentesi dedicata all'estate, dedicata al turismo e al 13 giugno, alla celebrazione di Sant'Antonio. Ma come detto, apriamo con la cronaca, parliamo dell'elicottero disperso da ieri con 7 persone a bordo, era diretto nel Trevigiano, angoscia per il pilota padovano di 32 anni. Le ricerche sono ripartite all'alba e vedono schierati anche i mezzi dell'aeronautica militare. L'obiettivo è soltanto uno: individuare l'elicottero di cui non si hanno più notizie da ieri mattina. Quasi 24 ore di silenzio che riducono ogni speranza e aumentano gli interrogativi. Il mezzo era decollato da Tassignano in provincia di Lucca ed era diretto alla rotocarta di Resana nel Trevigiano. Durante il volo un forte temporale potrebbe aver causato un'avaria. Si cerca quindi in montagna, al confine fra Modena e la Toscana. A bordo 7 persone, tra cui il pilota padovano 32enne Corrado Levorin, 4 cittadini turchi e 2 libanesi. Subito dopo l'allarme scattato nel pomeriggio, diverse squadre territoriali del soccorso alpino si sono dirette verso il campo base a Pieve Pelago nel Modenese a scandagliare la zona, anche uomini e mezzi dell'elisoccorso 118, la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. Il velivolo, ed è più di un dettaglio, non avrebbe fornito il piano di volo prima del decollo da Lucca a Resana, complicando le operazioni di ricerca. L'elicottero, un Agusta, è immatricolato all'Avio di Tiene nel Vicentino, dove è molto riconoscibile per il suo caratteristico colore rosso scuro. Quanto a Levorin, a Polverara nel Padovano è il momento dell'angoscia, dell'incredulità e della preghiera. Un bravissimo ragazzo, le prime parole del sindaco. Quella di ieri doveva essere la terza e ultima giornata di visite avviate all'azienda trevigiana, dove si stavano alternando a piccoli gruppi una quarantina di big player stranieri dell'industria internazionale, invitati dal colosso Electric 80, leader mondiale nella logistica aziendale con sede a Viano, Reggio Emilia, che ha organizzato la non-stop di voli in elicottero tra la Toscana e il piazzale della rotocarta. L'azienda trevigiana era stata scelta come fabbrica simbolo dell'innovazione nel settore della carta a uso igienico e sanitario, una dozzina in tutto tra atterraggi e decolli prima che l'angoscia prendesse il sopravvento. E adesso torniamo a parlare, sicuramente vi terremo aggiornati nel caso ci fossero sviluppi su questa vicenda. Adesso, come dicevo, torniamo a parlare del pluriomicidio a Vicenza. Ieri sera manifestazione in Piazza dei Signori per esprimere vicinanza alle famiglie del doppio femminicidio che si è consumato e per dire basta a gran voce a ogni forma di violenza. È il giorno del raccoglimento in una Piazza dei Signori in silenzio per ricordare le vittime della folle mattanza che si è consumata a Vicenza per Gabriela Serrano e Lidia Milikovic. Silenzio straziato dalle lacrime, quelle dell'attuale compagno di Lidia che ha voluto esserci. È stata una tragedia annunciata, sì, perché si sapeva chi era, che persona era e cosa poteva fare. Di lei restano i ricordi, la vicinanza, la paura condivisa in questi anni, l'addio di quel giorno in cui insieme nel pomeriggio sarebbero andati a firmare le carte per il rogito, appuntamento a cui Lidia non è mai arrivata, un mazzo di rose dove si sono interrotti i loro progetti. Si vive cercando di dare conforto, ma quando hai la paura nel cuore, quando hai la paura dentro, puoi dare tutto il conforto che vuoi, ma quella cosa dalla testa non ti uscirà mai. La giustizia dovrebbe fare di più. Come ho già detto, forse dovrebbero uscire un po' più dai loro schemi. Sono fatti gravi che hanno sconvolto tutta la nostra collettività. Ogni volta ancora ci stupiamo che continui a succedere e la politica non sembra che ci aiuti quanto dovrebbe. Per ricordare che comunque nell'umanità comunque la femminilità è presente anche negli uomini e quindi
un uomo che uccide una donna ha già ucciso la sua femminilità. Ora il pensiero della comunità va ai figli, strage che si poteva evitare, l'interrogativo comune. Tanti erano stati segnali di un epilogo culminato in tragedia. Certe cose non possono ancora accadere né ora né mai. Mi ha colpito profondamente, ma per l'efferatezza della violenza con cui è stata perpetrata questa barbarie. E mi dispiace profondamente anche per i figli delle rispettive donne che sono state uccise. Ci ritroviamo sempre e comunque con il discorso della solidarietà quando il fatto è accaduto, mentre dovremmo mettere in atto cose preventive perché questi fatti non accadino più. E penso che siano delle situazioni che sono molto più vicine a noi, più di quanto si possa pensare. Circa 300 le persone tra sindaci del territorio e vicentini che hanno voluto aderire alla manifestazione indetta dall'amministrazione comunale e dall'associazione Donna Chiama Donna e portare il loro abbraccio alle famiglie straziate dal dolore, ribadire il loro no alle violenze. E continua la fuga di un detenuto evaso dal carcere di Santabona. Siamo nel Trevigiano. Altri 2 detenuti che erano riusciti a scappare con lui sono stati bloccati dalla polizia penitenziaria. E caccia all'uomo in tutta la Marca dopo l'evasione all'alba di oggi di un detenuto dal carcere di Santabona a Treviso. Sono circa le 5 del mattino quando 3 uomini di origini albanesi rinchiusi nella casa circondariale trevigiana fuggono in una scena che ricorda il copione di un film. Dopo aver segato le sbarre si sono calati dalla finestra utilizzando delle lenzuola. In un video pubblicato sul sito del Gazzettino si vedono alcune fasi della fuga e dell'inseguimento immediato da parte della polizia penitenziaria che pochi istanti dopo riuscirà a catturare 2 fuggitivi. Il terzo invece è ancora ricercato. Si tratta di Edison Pula, 27 anni, in carcere su mandato d'arresto europeo per tentato omicidio, detenzione di materiale esplosivo e altri reati connessi al traffico di stupefacenti. Pula era stato arrestato lo scorso febbraio dalla squadra mobile della questura di Treviso insieme ad un connazionale all'esterno del centro commerciale di Silea, sospettato di far parte della banda che aveva seminato il terrore a fine 2021 lungo il Terraglio con gli assalti alle ville, tra cui quella del petroliere Luciano Miotto. Sulla possibile pericolosità di Pula interviene il suo legale. È una pericolosità per i reati che ha commesso, non una pericolosità in sé per, come dire, nei confronti della gente comune. La pericolosità che è presupposto dell'applicazione di misure cautelari è la pericolosità del pericolo di recidivanza, cioè della ripetizione dei reati specifici, nella fattispecie di furti, quindi non è che una persona evasa è pericolosa di per sé perché è evasa. Le ricerche sono immediatamente scattate dopo l'evasione con polizia penitenziaria, agenti della questura e tutte le forze dell'ordine impegnate nella caccia al fuggitivo. Tutte le risorse sono state impegnate per cercare questa persona e la squadra mobile che se ne occupa dal punto di vista investigativo e quindi si coordina con la polizia penitenziaria. Attivate anche polizia ferroviaria, polizia di frontiera e polstrada, capillare la ricerca su tutto il territorio. Ci stiamo coordinando in modo molto attivo con loro, ci sentiamo, collaboriamo e quindi penso che la popolazione non debba avere preoccupazioni, perché comunque viene esercitata una pressione abbastanza importante sul territorio. E l'evasione da Santabona riaccende la discussione sulla carenza di personale all'interno delle carceri italiane. Vediamo. Gli istituti penitenziari del Triveneto ormai sono in condizione di colabrodo, cioè dire sono istituti dove ormai lo Stato è assente, quando meno se la polizia penitenziaria ancora rappresenta lo Stato d'Italia è assente. Un'emergenza che i sindacati dicono denunciare oramai da molto tempo e parlano di fatto gravissimo di fronte all'evasione all'alba di oggi dalla casa circondariale di Santabona, un problema che riguarda però molte carceri italiane. Siamo nuovamente in piena emergenza per il sovraffollamento. Siamo con una carenza di personale spaventosa su tutti i livelli, non solo di polizia penitenziaria ma di comandanti, di funzionari. Vona poi ricorda che nel tardo pomeriggio di ieri, sempre nel carcere di Treviso, c'era stata l'aggressione ai danni di un 42enne da parte di altri 2 detenuti albanesi. 2 episodi che l'esponente del SAPPE non esclude possano essere tra loro collegati. Lo faccio di sera quando è impossibile, significa che io attivo un servizio
assorbo personale dall'interno e abbasso il livello di sicurezza, sicuramente per tutto il turno fino all'indomani, cioè questa esigenza, questa emergenza durerà quantomeno tutta la notte c'è stata l'evasione, molto probabilmente, o è stato fatto apposta per, come dire, abbassare il livello di sicurezza. L'evasione dal carcere di Santabona rappresenta una situazione critica che da troppo tempo si protrae e che di anno in anno peggiora. Una condizione, questa dettata dalla carenza strutturale degli agenti di polizia penitenziaria in organico e dunque dall'impossibilità di un'organizzazione puntuale del lavoro. Queste le parole di Marta Casarin, segretaria generale Funzione Pubblica CGIL Treviso. Io dicevo, noi in modo rassegnato, in modo anche con tristezza, sia come addetto ai lavori che come cittadino, insomma noi scongiuriamo ormai, come dire, il peggio come l'evasione di massa, ma se vogliono le condizioni lo permettono. Adesso ci fermiamo un attimo per il nostro primo break pubblicitario, torniamo fra pochissimo con tante notizie di cronaca, con i nostri collegamenti, con tutti gli ultimi aggiornamenti e poi, come detto, attualità, sanità, turismo, economia, insomma, restate con noi. Mezzogiorno e un quarto, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, come sempre saremo in diretta fino alle 13:30 per darvi tutte le informazioni di quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio, ma come detto ci sarà spazio anche per le nostre inchieste, i nostri approfondimenti, la sanità, dobbiamo parlare delle celebrazioni di Sant'Antonio, della festa di lunedì 13 giugno, insomma tanto di cui parlare, tanto da vedere insieme, ma intanto però noi continuiamo con la pagina della cronaca che ci porta a Galliera perché torniamo a parlare dei due coniugi rinvenuti cadavere nella loro casa a Galliera Veneta, un dramma che è stato ribattezzato il dramma della solitudine. Un biglietto per spiegare l'incapacità di vivere senza la sua compagna di vita. Lei morta, voglio morire anch'io. Così ha scritto Giustino Testa, 69 anni, trovato cadavere insieme alla moglie Luisa Ciaburri, 64 anni, nel loro appartamento del Residence Bella Vista in Viale Venezia a Galliera Veneta. La coppia era morta da almeno 2 settimane, stesi a letto, uno accanto all'altra. Ancora non sono chiare le cause dei decessi, per questo il pubblico ministero che indaga ha disposto l'autopsia su entrambi i corpi. L'ipotesi più probabile è che la donna sia morta per cause naturali e che il marito, incapace di reggere il dolore, si sia tolto la vita avvelenandosi. L'allarme è stato dato da una vicina preoccupata per la puzza terribile che si sentiva uscire dalla porta accanto alla sua. Da giovedì scorso, un forte odore, ma tanto forte proprio. Una puzza che pensavamo che fosse magari qualche bestia morta, e invece dopo mia figlia ha chiamato i vigili e tutti sono venuti qua stamattina e li hanno trovati morti tutti e due. Non uscivano mai perché lei era inferma. Quindi erano sempre in casa? Sempre in casa, mai vista fuori, neanche lui poco. Stavano da soli così, come fanno tante persone. Certo è che c'è tristezza a vedere che succedono queste cose proprio alla porta accanto. Altro che triste, ma tanto anche se non si conosce. La coppia era seguita dai servizi sociali del comune di Galliera Veneta, solo il marito usciva di casa per la spesa, Luisa Ciaburri invece non si vedeva mai. Il sindaco spiega come si fosse mosso per aiutare i due coniugi che vivevano da un anno nell'appartamento di Viale Venezia con una pensione minima. C'è stata una richiesta di un aiuto prima economico e dopo anche un aiuto di avere un appartamento a disposizione. Le abbiamo dato a questa famiglia che ora anche era molto ridotto il canone del mensile per loro. Avevano figli, si sa se avevano qualche familiare? No, noi sappiamo che non ha nessun figlio e anche nessun parente. Loro sono di provenienza Milano e sono circa 20 anni che abitano qui a Galliera. Lui lavorava su una ditta qui di Galliera. Continuiamo con la cronaca
andiamo nel Trevigiano, la madre lo rimprovera per una bocciatura a scuola e un ragazzino 12enne cade dal terrazzo, indagini in corso dei carabinieri. Un litigio tra mamma e figlio causato dalla probabile bocciatura a scuola. Poi tutto accade in un attimo. Il ragazzino 12 anni si sporge dal terrazzo e cade, un volo di 6 metri. La madre sente un tonfo sordo e disperata, si precipita fuori dall'abitazione. Immediatamente viene allertato il suo M118. Il 12enne ha una brutta frattura al femore, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Nelle prossime ore sarà sottoposta ad un intervento chirurgico. Una tragedia sfiorata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, indagini che escludono per ora il coinvolgimento di terzi. Il ragazzino, dopo il litigio con la mamma che lo aveva rimproverato per la bocciatura a scuola, si sarebbe gettato volontariamente dal balcone. Secondo i primi riscontri degli uomini dell'arma, il 12enne non sarebbe stato né spinto né urtato da qualcuno. L'episodio si è consumato in un comune della cintura urbana nella serata di ieri. Un incendio ieri sera è divampato in un deposito di Biancade, le operazioni sono proseguite per tutto il giorno, la pista è quella di un gesto doloso. Le fiamme sono divampate poco dopo le 23:30 in questo deposito della ditta Reflex in via Gabriele D'Annunzio, a pochi passi dal centro di Biancade, a bruciare quasi 500 pannelli solari appartenenti all'azienda specializzata nel settore vetrario e nella fabbricazione di articoli per l'arredamento. Sono stati alcuni residenti a lanciare l'allarme al 115, prima hanno visto il bagliore delle fiamme, poi avvertito il fumo, diventato presto una coltre abbastanza densa, tanto da essere percepito nella zona di Monastier. Sul posto sono subito accorsi anche alcuni titolari e collaboratori di attività vicine preoccupati per un possibile effetto domino. Mi ha aggrappato a casa, che sono venuto qua a vedere, e purtroppo se vi è incendiato i pannelli o chi è incendiato, non so, la devo dire. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Treviso, che sono ritornati in un secondo tempo anche nel primo pomeriggio, visto il riaccendersi di alcuni focolai seppure contenuti. A monitorare la situazione dal punto di vista ambientale l'ARPAV, che ha effettuato i rilievi sulla qualità dell'aria, ma è sulle cause che si stanno concentrando in particolare i carabinieri della stazione di Roncade. Con buona probabilità si tratta di un gesto doloso, viste le condizioni meteo della serata particolarmente umida. I sospetti, anche dei residenti, sembrerebbero concentrarsi su alcuni gruppi di ragazzini già noti per episodi simili. Ci sono stati atti di vandalismo piuttosto forti qua attorno. Recentemente? Recentemente qua stati anche qualche volta hanno trovato ragazzini che hanno incendiato, hanno fatto dei fuochi dentro nel bosco di qua e di là. Nessun innesco è stato trovato nell'immediato, non si esclude che un aiuto possa arrivare da alcune telecamere e fototrappole installate in zona. E adesso torniamo a parlare delle ricerche per l'elicottero disperso da ieri con, lo ricordiamo, 7 persone a bordo. Il mezzo era diretto nel Trevigiano, precisamente a Resana, e proprio in collegamento da Resana c'è il nostro Lucio Zanato, a cui cediamo la linea. Buongiorno Lucio, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Buongiorno, l'ultimo aggiornamento è, diciamo così, l'apprensione con un moderato ottimismo qui alla Rotocart. Io sono all'esterno dell'azienda, sto cercando di mettermi in contatto per riuscire a fare l'intervista con Giuliano Gelain, che è il titolare appunto della Rotocart. Ricordiamo Rotocart, una delle aziende leader per la produzione di carta, diciamo, particolare per la casa e non solo. Si parla di un'azienda che fa oltre 44 milioni di fatturato qui a Castelmino di Resana, mentre la consorella a Lucca oltre 26 milioni di euro di fatturato. Ecco, giusto per dire le dimensioni dell'azienda, un'azienda che ha deciso di investire sull'automazione e che si era appoggiata su un'azienda, l'Elettrico 80, che proprio è leader mondiale per quanto riguarda la logistica industriale. L'Elettrico 80 che aveva chiesto proprio a Gelain di mettersi a disposizione per far vedere a dei possibili compratori esteri, si parla di 4 turchi e 2 libanesi, appunto
questo nuovo mezzo, perché qui è stato impiantato praticamente un nuovo sistema sofisticatissimo e ad altissimo livello. Proprio per questo ci sono stati questi viaggi, fra virgolette, di elicottero con questi imprenditori, 12 in 3 giorni e quello di ieri che doveva atterrare qui alle 10:30 era uno degli ultimi sostanzialmente. E qui alle 10:30 hanno cominciato, come dire, ad avere qualche apprensione perché l'elicottero non arrivavano altre notizie e quindi dopo poco è scattato l'allarme perché nella partenza da Tassignano, cioè da Lucca, praticamente dalla consorella di questa azienda, proprio dalla partenza a questo luogo in mezzo c'era un forte temporale sull'Appennino tosco-emiliano e proprio in mezzo a questo temporale pare sia appunto sparito questo elicottero, ricordiamo, dove appunto c'erano 7 persone a bordo. Qui appunto la prima cosa che stanno cercando di portare avanti è la speranza di un mezzo che è sparito, non ha dato segni di caduta, quindi non c'è stato alcun segnale d'allarme, siamo nel 2022, quindi qualsiasi cosa viene monitorata dai satelliti e dalle altre diciamo così triangolazioni digitali, per cui se fosse accaduto veramente qualcosa di grave ci sarebbe stato qualche segnale. Non c'è il segnale né dell'elicottero né dei telefonini degli imprenditori e del pilota e quindi si può pensare magari a un atterraggio fatto in una zona, in un cono d'ombra, perché l'Appennino tosco-emiliano ha dei coni d'ombra e quindi tutto viene riposto nella speranza che i soccorritori raggiungano o comunque riescano ad individuare a vista presto il luogo dove questo mezzo sarebbe precipitato o forse ha tentato un atterraggio di fortuna. In ogni caso qui c'è questa attenzione, questa speranza. Per quanto riguarda l'azienda, loro dicono noi eravamo a disposizione dell'Elettrica 80, quindi ci dispiace tantissimo, ma noi più colpa non ne abbiamo, nel senso neanche la fornitura dell'elicottero era sotto la nostra giurisdizione e quindi a noi non resta che aspettare e sperare, come stanno facendo del resto tutti, sia a Thiene, sia a Lucca e sia anche nel Padovano. Detto questo, se non hai domande io restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, chiaramente restiamo disponibili e sempre pronti a eventuali aggiornamenti. Buon lavoro Lucio, noi rientriamo in studio, quindi rimane viva la speranza e proprio con questa fiammella di speranza accesa noi adesso ci concediamo 2 minuti di pubblicità, rientriamo fra poco con tante altre notizie. Sono da poco passate le 12:30, siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG. Noi continuiamo con la cronaca che ci porta adesso in provincia di Venezia, dove hanno sequestrato una ragazza per poi chiedere il riscatto alla famiglia. Una volta scoperte, 3 donne cinesi sono state arrestate dalla polizia. Rapita e sequestrata all'interno di uno stabile di Marghera. 3 donne di origine cinese tra i 20 e i 26 anni sono state sottoposte agli arresti domiciliari con l'accusa di sequestro di persona a scopo estorsivo al termine di un'operazione della squadra mobile di Venezia in collaborazione con quella di Bologna. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, risalgono al 27 febbraio scorso. La vittima, anche lei cinese, sarebbe stata rapita dalla propria abitazione a Rimini e poi portata a Marghera, dove le 3 l'hanno nascosta nello stabile in cui poi la polizia è intervenuta liberandola. Nelle settimane successive gli investigatori hanno raccolto una serie di indizi a carico delle 3 donne, ricostruendo le modalità del presunto sequestro e delle richieste di riscatto avanzate ai genitori della ragazza rapita con tanto di minacce. Il GIP del Tribunale di Bologna ha emesso le misure di custodia cautelare che sono state eseguite ieri. Restiamo in provincia di Vicenza grazie a un software sviluppato dalla Guardia di Finanza in sinergia con la polizia locale. Si potranno individuare le strutture ricettive abusive a Venezia. È stato presentato ieri mattina.
Con la ripresa delle presenze turistiche a Venezia aumentano i controlli sul fenomeno dell'abusivismo che coinvolge le strutture ricettive. Per questo la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale hanno avviato un piano estivo da giugno ad agosto che prevede l'intensificazione dei controlli per individuare le strutture abusive o irregolari anche dal punto di vista fiscale. C'è una metodologia operativa che abbiamo sperimentato e che adesso è entrata in linea e che produrrà un lavoro comune tra la Polizia Locale e la Guardia di Finanza per scovare l'evasione sia dei tributi locali, sia delle regole della concorrenza, sia dei tributi nazionali. Il lavoro si sviluppa attraverso l'utilizzo di un software ideato dalle Fiamme Gialle. Questi software, avendo la possibilità di, in questo caso, catturare informazioni dai siti di prenotazione online, incrociati con una serie di informazioni e dati messi a disposizione dal Comune ed incrociate con altre banche dati, soprattutto per quanto riguarda i profili reddituali, consente di individuare soggetti potenzialmente maggiormente a rischio, sui quali ovvio si tende a orientare più l'azione di controllo. Il piano è stato preceduto da un'attività di analisi di rischio avviata a marzo, cui si sono aggiunti i dati acquisiti nelle scorse settimane grazie alla somministrazione di questionari per la raccolta di informazioni nei confronti dei turisti in partenza. Questi controlli sono stati orientati soprattutto a verificare strutture ricettive abusive, irregolari, non autorizzate, e sono state individuate 15 strutture abusive, più tutta una serie di irregolarità amministrative varie. In alcuni casi abbiamo anche deciso di effettuare un approfondimento da un punto di vista strettamente fiscale e sono stati individuate elementi, noi li chiamiamo elementi positivi di reddito, cioè ricavi non dichiarati per 140.000 euro. In terraferma, ad esempio, le principali irregolarità hanno riguardato il caso di una struttura abusiva gestita da un italiano che esercitava senza l'autorizzazione regionale. E proprio ieri, nel corso del nostro Focus TG, vi abbiamo parlato della cosiddetta protesta delle pentole vuote. In piazza i consumatori e le associazioni protestano per il rincaro dei prezzi non solo delle bollette ma anche delle materie prime. Da Piazza dei Signori a Vicenza è collegata con noi la nostra collega Luisa Bertini. Sì, buongiorno, siamo in Piazza Biade dove è in corso la manifestazione, la protesta delle pentole vuote, così l'hanno voluta chiamare i consumatori che si sono riuniti da tutto il Veneto qui a Vicenza per dire basta ai rincari e agli aumenti dei prezzi ingiustificati che mettono in difficoltà le famiglie. Noi adesso siamo in compagnia di Mario Carollo, presidente vicentino dell'Adiconsum, una delegazione sta andando dal prefetto, che cosa chiedete? Noi chiediamo che il governo intervenga da una parte contro le speculazioni, perché abbiamo l'impressione che non ci sia solo un aumento di materie prime, ma che anche sotto un aumento come si può dire, di speculazione, dall'altra parte di aumenti che sono ingiustificati. Poi possiamo anche dire che a Vicenza l'inflazione sta crescendo di più che in altre città del paese, perciò qualche problema in più c'è. Qui c'è bisogno appunto di fare dei controlli, di fare quello che serve per fare in modo che i prezzi siano controllati, e dall'altra parte il governo che intervenga, perché c'è da intervenire sulle bollette riducendo l'IVA, nei carburanti riducendo le accise, nelle bollette riducendo gli oneri di sistema, tutti quegli oneri fiscali che gravitano nelle bollette in modo indiretto ma che pesano. Dall'altra parte c'è bisogno anche che a livello europeo ci sia una concertazione di acquistare le materie prime in modo europeo, in modo che i prezzi diventano più gestibili e che siano considerati anche prezzi medi nel lungo periodo, non solo quelli spot che magari alimentano aspettative dal punto di vista anche di domanda, e perciò i prezzi aumentano. Noi chiediamo per esempio una maggior tutela, che è un regime di salvaguardia che un'autorità
per certi aspetti ogni 3 mesi fissa i prezzi del gas e dell'energia elettrica, che consideri anche gli aumenti medi della produzione di accordi che sono fatti nel tempo e non solo quelli immediati, perché alla fine vuol dire che le famiglie non ce la fanno più, sono in grossa difficoltà e a quel punto lì stanno riducendo sull'alimentare, sul sanitario, sui beni della persona. Credo che questo sia un problema non di poco conto. In più se non diamo i tassi di interesse che stanno aumentando in Europa, aumenteranno i mutui, aumenteranno i prestiti e questo è un ulteriore elemento di grande difficoltà. Ecco, difficoltà che oggi hanno manifestato qui in piazza con pentole alla mano. Noi vi restituiamo la linea e ringraziamo Mario Carollo. Grazie alla nostra collega Luisa Bertini per il suo collegamento in diretta da Vicenza. Noi adesso, prima della pausa pubblicitaria, lanciamo un altro servizio di cronaca. Parliamo di un'aggressione che si è verificata l'altra sera a Montebelluna. Un marocchino è stato arrestato mentre un tunisino è finito in ospedale. Prima ha tentato la fuga tra i vagoni, poi ha opposto resistenza cercando di divincolarsi, ma i militari dell'Arma hanno avuto la meglio sul 30enne marocchino che pochi minuti prima aveva preso a bottigliate un coetaneo di origini tunisine. Scene da Far West in stazione a Montebelluna che hanno portato a una segnalazione tempestiva e a un intervento immediato. Quei due, raccontano oggi, si aggiravano in zona già da qualche giorno e spesso erano stati visti litigare in preda ai fumi dell'alcol. In serata l'epilogo, con il tunisino portato d'urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale e il marocchino sottoposto nel tempo di un amen a udienza di convalida e ora in carcere. Per residenti e passeggeri un copione che si ripete e che vede più o meno sempre i soliti protagonisti. È una zona un po' così non proprio sicura, soprattutto la zona là del palazzo guarda e quant'altro, che non è frequentatissimo di persone tranquillizzanti, ecco, da questo punto di vista. Sono tutti extracomunitari, per carità, sono gente che lo ma un po' di rispetto, hai capito? Perché vengono là, in 7-8 tu sei là, ti urtano questo e altro, stacca, fare casino come, capito? Devi andare via. Area della stazione che in gergo resta attenzionata dalle forze dell'ordine, lo dimostra pure la tempestività dell'intervento, il problema semmai sta a monte, sottolinea il primo cittadino. Io credo che qui si parli di un problema generale, un problema definito principalmente da un senso di impunità diffusa, impunità sulla quale poi il Comune ha ben poco potere. Il sindaco, l'amministrazione, gli assessori e i consiglieri ci mettono la faccia, però sappiamo che le leggi non le facciamo qui a Montebelluna. Per quanto di sua competenza, assicura Bordin, il Comune sta facendo il possibile, previste 3 nuove assunzioni al comando di polizia locale, ma soprattutto si studiano nuovi strumenti con la Commissione Sicurezza. Potrebbe essere una sorta di DASPO urbano, adesso ci stiamo pensando se e come poterlo attuare. Sicuramente dobbiamo fare in modo che queste persone, ripeto, non rimangano impunite. E prima di prenderci una piccola pausa pubblicitaria, leggiamo insieme un'ANSA che è arrivata pochi secondi fa in redazione. Potrebbero venire celebrati tra lunedì e martedì della prossima settimana i funerali delle vittime e dell'autore del duplice femminicidio di Vicenza. Sono in corso da stamani infatti le autopsie sui corpi delle 2 vittime e del killer, dopodiché il magistrato potrà dare il nulla osta alle esequie. Stamani in questura sono continuate le audizioni dei parenti e dei testimoni. Tra le persone sentite dalla polizia anche l'ex marito di Gabriela, che con la figlia si era trasferito in Spagna. Al vaglio infine le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona del quartiere Gogna, dove Lidia è stata trovata morta in strada. Gli investigatori stanno cercando gli ultimi particolari per ricostruire in maniera precisa l'intera dinamica dei fatti. Noi adesso ci prendiamo, come detto, un attimo di pubblicità, torniamo fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta e lo ricordo, lo saremo
fino alle 13.30. Bene, vi avevo anticipato che avremmo parlato e dato ampio spazio anche alle celebrazioni per il 13 giugno, la festa di Sant'Antonio. Ebbene, in collegamento dalla Basilica del Santo a Padova per noi c'è Valentina Visentin, a cui cedo subito la linea per capire un po' che aria si respira a Padova a pochi giorni, a poche ore da una data così importante. Valentina. Sì, certo Alex, per noi padovani, ma non solo per i padovani, il 13 giugno è una data molto particolare, la festa del santo, il patrono della città, un santo, Sant'Antonio, a cui sono devoti fedeli da tutto il mondo, ed è quello che stiamo assistendo proprio in queste ore. Tantissimi pellegrini, circa oltre 1 migliaio ogni giorno, che arrivano in Basilica, la vedete alle mie spalle. Adesso è anche un orario intorno all'ora di pranzo, quindi c'è meno affluenza, ma è un via vai continuo di passaggi sulla tomba del santo per rivolgere una preghiera per la salute, ma soprattutto abbiamo anche sentito pochi istanti fa una fedele che arrivava dalla Spagna. In Spagna si prega a Sant'Antonio per cercare il fidanzato o il marito, e quindi insomma tantissimi i fedeli che stanno arrivando qui a Padova, una festa che ritorna quasi ai livelli prima della pandemia come presenze, ma soprattutto quest'anno, dopo 2 anni di assenza provocati proprio dalla pandemia, torna la processione di Sant'Antonio il 13 giugno pomeriggio, quindi sì, c'è grande attesa in città, la città che si sta vestendo a festa con i drappi del santo appesi lungo le strade della città dove passerà la processione. Una giornata ricca di appuntamenti, quella del 13 giugno, che poi Rete Veneta racconterà anche quest'anno con grande emozione in diretta dalle 5:30 del mattino, quando si apriranno le porte della Basilica, fino alle 22:30 quando si chiuderanno, con tutte le celebrazioni, ospiti e insomma le testimonianze dei pellegrini in diretta tutto il giorno su Rete Veneta, e poi ovviamente la grande processione che torna quest'anno. Lo vedete appunto alle mie spalle, chiedo al collega Cristian Rocca Allende di inquadrare, vedete i pellegrini, i fedeli che stanno arrivando piano piano e che entrano in Basilica. Il rituale è il passaggio sulla tomba del santo per appoggiare la mano e rivolgere la preghiera, e questo insomma è uno dei gesti più significativi, il gesto del pellegrino. Tantissimi stranieri, soprattutto dalla Spagna e anche dal Portogallo, che è il paese di origine di Sant'Antonio, e insomma ora le giornate sono belle soleggiate, si spera che il tempo sia clemente proprio per consentire anche ai tanti padovani che poi vorranno assistere alla processione di poter vedere passare nuovamente il santo lungo le strade della città. Dal sagrato della Basilica di Sant'Antonio è tutto, restituisco la linea allo studio, se non hai altre domande ovviamente per me. Ringraziamo te, ringraziamo Cristian Rocca Allende, grazie, buon lavoro. Noi rientriamo in studio, dopo approfondiremo meglio tutto il palinsesto insomma di Rete Veneta per la giornata di lunedì 13 giugno, come ha detto giustamente la nostra collega, come anticipato seguiremo l'intera celebrazione, l'intera giornata con tante finestre, con tante dirette dal posto da Padova. Ebbene, adesso continuiamo con la cronaca che ci porta ad Arzignano, dove un'auto sfonda la recinzione di una casa, il guidatore fugge ma è stato rintracciato grazie al Targa System. Arzignano, è notte in via Conche. Un'auto all'uscita di una curva perde il controllo e sfonda la recinzione di una casa. Il conducente però, invece di fermarsi e di assumersi le sue responsabilità, ingrana la marcia e se ne va con la macchina danneggiata. È l'ultimo weekend di maggio e nei primi giorni di giugno la polizia locale, contattata dal proprietario della recinzione danneggiata, cerca di risalire al responsabile. Grazie al Targa System, collocato da poco nelle vicinanze della zona dell'incidente col progetto Quartiere Sicuro, oggi finalmente viene rintracciato il conducente. Si tratta di un cittadino di Arzignano di 22 anni che ammette le sue responsabilità. Gli vengono contestati l'omessa comunicazione dei dati ai fini risarcitori a persona danneggiata e la perdita di controllo durante la guida.
Anche questo caso di auto pirata che è scappata dopo aver provocato circa 2000 danni ad un'abitazione privata è stato trovato grazie alla nuova tecnologia dei targa system, le telecamere intelligenti che riescono a leggere e riconoscere le targhe e quindi la proprietà del veicolo. Un sistema che in questo caso inoltre era stato potenziato nel quartiere di Conche Main grazie all'importante contributo economico dei cittadini. Quindi anche in questa situazione vogliamo ricordare ulteriormente per l'ennesima volta che scappare non serve a niente, perché ad Arzignano il sistema di riconoscimento delle targhe ormai è molto potenziato e quindi la cosa più intelligente è avvisare subito le forze dell'ordine. A Portogruaro il parroco viene dato per morto, ma lui scrive un post su Facebook annunciando l'inizio della messa. Sveliamo insomma questo piccolo mistero nel prossimo servizio. Il parroco di Portogruaro, Don Lino Pigatto, viene dato per morto, ma lui fa un video su Facebook per rassicurare tutti. Sono vivo e ora comincio la messa. La residenza per anziani Francescon di Portogruaro, dove il parroco presta servizio da 8 anni, è stata a quel punto letteralmente inondata di telefonate tra esponenti politici, fedeli e anche parenti, allarmati per quanto avevano letto. Nato a Portogruaro nel 1936, Monsignor Lino è stato consacrato sacerdote nel 1960 a San Giovanni di Casarsa. Da non dimenticare l'esperienza nella pastorale missionaria con un gruppo di laici in Africa. Sono Don Lino, oggi è giovedì e sono le 11. Ragazzi, ha detto, sono vivo. Anzi, ora comincio la messa perché è la giornata sacerdotale. Prego per i preti, ma anche per la comunità di Giai. Un saluto a tutti e, ha concluso il Don, cercate di stare il meglio che potete. Arriverà la prossima settimana a Chioggia la prima delle grandi navi dopo lo stop per legge del loro arrivo a Venezia. A Chioggia la prima delle grandi navi arriverà venerdì prossimo, 17 giugno. Dopo lo stop per legge del loro arrivo a Venezia, la città clodiense è divenuta una sorta di porto a tempo per le grandi navi, con i turisti che verranno portati in laguna con i lancioni. Così sul tema il presidente dell'autorità di sistema portuale Fulvio Lino Di Blasio. I canali a Chioggia sono già adeguati alle banchine e comunque nel decreto è inserito oltre €1 milione per i necessari adeguamenti infrastrutturali, dice. Per quanto riguarda l'arrivo delle navi, la programmazione è in divenire, ma inizialmente potrebbero giungerne 4 o 5. Non è ancora stato definito un calendario, quel che è certo è che il gestore ha molte richieste per arrivi a Venezia, ma anche per Chioggia. Dimensioni come quelle toccate e risalenti al 2019 non saranno replicate, 585 in quell'anno con possibili 7 ormeggi contemporanei. Lo precisa sempre Di Blasio, esprimendo però ottimismo per il futuro. C'è un sistema nuovo che stiamo creando, va avanti. L'anno prossimo si lavorerà alla sistemazione di una banchina sul canale Nord, lato Nord, che arriverà verso la metà del 2023. E adesso a Treviso, appello dalla scuola dell'infanzia di San Giuseppe, dove l'altra notte un animale, una volpe, ha ucciso buona parte delle galline e dei fagiani della fattoria didattica. I bambini sono stati avvisati oggi perché naturalmente la notizia si è sparsa, anche perché loro escono parecchio, anche prima di entrare in scuola e prima di andare a casa, di solito fanno il passaggio con i genitori verso la fattoria. Di conseguenza si accorgono che le galline e i fagiani più belli non ci sono più. 6 gallinelle, 3 fagiani che i bambini della scuola dell'infanzia a Piani a San Giuseppe erano abituati a vedere ogni mattina nella fattoria didattica allestita nel plesso, uccisi nottetempo da un predatore, una piccola volpe che già imperverserebbe in via Sant'Agnese o più probabilmente una faina o una donnola. Dell'episodio le insegnanti hanno dovuto informare i 128 piccoli alunni. È giusto spiegarlo ai bambini, chiaramente non è un trauma, ma sicuramente è il modo di far capire che la vita è anche questa. E abbiamo detto appunto che esistono anche dei predatori che sicuramente possono entrare nei pollai e cercano anche loro di sfamarsi. L'animale si è intrufolato nell'unico punto debole della recinzione. È riuscita a scavare e a scardinare una parte di rete che era di plastica anziché metallica e da lì si è inserita all'interno del pollaio.
Fattoria didattica che era stata allestita 12 anni fa per spiegare ai più piccoli che le uova e il latte non arrivano dal supermercato ma da animali in carne e ossa. Ora quelli mancanti andranno sostituiti. Facciamo appello al buon cuore di aziende avicole o di persone o di appassionati che magari hanno a casa questi animaletti e magari se ci ripopolano il pollaio siamo ben grati. Io non ho mai fatto nulla e non ho corrotto nessuno. Chiarirò la mia posizione con il magistrato. Queste le dichiarazioni di Silvana Udorovic, una delle intermediarie che secondo gli investigatori avrebbe fatto pressione nel Trevigiano per l'assegnazione di case popolari. Vediamo. Silvana Udorovic è accusata di corruzione. Sarebbe lei, secondo gli investigatori, una delle intermediarie che avrebbe fatto pressioni agli uffici municipali per ottenere tramite promesse di denaro o altri beni l'assegnazione delle case popolari in determinati quartieri della città per i familiari. Così ho sentito quando sono venuti ieri i carabinieri, ma non esiste questa cosa. Io non ho mai fatto una cosa del genere, mai. Non ho corrotto nessuno, non ho dato soldi a nessuno. Privato innocente come Dio che l'hanno messo sul croce. Io non gli ho dato mai un regalo. Io solamente li conosco comune perché lavoro per loro, faccio polizia in Borgo Capriolo. Parla con tranquillità, spiega che vuole chiarire quanto prima la sua posizione con il magistrato. Perché secondo lei i carabinieri sono arrivati a voi? Non lo so nemmeno io. Mi sembra una roba strana. Io ieri sono rimasta scioccata. Per me e per le persone che sono andati in giro di fare queste perquisizioni, cercare le carte di ATER, tutto regolare, noi abbiamo fatto regolare. Il dirigente del settore servizi sociali, casa, sport e scuola del comune di Treviso, Stefano Pivato, è finito nella bufera. Anche lui risulta fra gli indagati. Lo conosco perché abito qua 50 anni, ho avuto da fare per le carte d'identità, per documenti, lo conosco, ma lo conosco come una persona onesta. Lui, di quelle cose che ho visto, che lui ha accusato, è tutto sbagliato. Hanno sbagliato indirizzo su quest'uomo, perché quest'uomo è innocente. E prima la nostra collega Luisa Bertini da Vicenza ci ha raccontato della protesta delle pentole vuote con consumatori e associazioni di categoria che hanno lamentato del rincaro dei prezzi, rincaro delle bollette e delle materie prime, rincara anche la benzina, il prezzo del carburante torna a crescere. Noi siamo andati a Padova in una stazione di servizio per capire cosa sta succedendo e cosa ci dicono i consumatori. Sì, io vado più lento perché c'è una differenza, purtroppo sì, cioè purtroppo, meglio per me, però facendo tanta strada ci metto di più, però questo è il minimo, non è che serve a tanto, è andato su veramente tanto, troppo. 1,969, non stiamo dando i numeri del lotto, le estrazioni non ci interessano, parliamo del prezzo alla pompa per il self della benzina verde. Qua siamo in tangenziale a Padova, in uno dei tanti distributori che sono sulla tangenziale. Siamo insieme a Flavio Convento, che è vicepresidente nazionale della FAIB e presidente veneto della FAIB. Siamo con lui a chiedergli cosa sta succedendo. Stanno aumentando i prezzi. Siamo molto preoccupati anche dopo l'OPEC che aveva già dichiarato l'aumento del petrolio, della produzione del petrolio, i listini continuano ad aumentare, quindi prezzi ingiustificati. Purtroppo è una condizione che ci mette in grossa difficoltà, anche perché sappiamo benissimo che i prezzi della benzina vengono indicati dalla compagnia petrolifera, il gestore guadagna sempre 3 centesimi al litro e quindi una contrazione dei consumi, quello che sta accadendo in questo momento qua, vuol dire anche meno guadagno per i gestori, sicuramente calcolando anche tutto l'aumento dei prezzi per la gestione di un impianto. Cosa chiedete al governo in questo momento? Ci vuole un altro taglio? Guardi, sicuramente a marzo c'è stata una diminuzione delle accise e su questo noi stiamo ancora aspettando i compensi di quello che noi abbiamo
messo a disposizione dei cittadini, perché dopo diciamo che c'è stata la diminuzione delle accise, però sicuramente i gestori hanno anticipato questa diminuzione e non abbiamo ancora avuto riscontro su questo. Si parla di un ulteriore taglio delle accise che noi capiamo benissimo perché questa è la situazione, ma sicuramente i gestori non potranno abbassare il prezzo della benzina fino a quando non avranno finito le scorte. Questi sono provvedimenti provvisori, secondo me deve essere strutturale. Volevo chiederle, questa benzina aumenta sempre di più. Cosa vogliamo fare? Non paghiamo più le tasse? Ma c'è qualcosa che si può fare? Prima parlavamo con un altro signore, lui ha detto io che faccio delle tratte lunghe cerco di correre un po' di meno. No, io sarebbe da fare tutti a casa per una settimana, nessuno va più in giro e scommettiamo che di colpo la benzina scende. Come quando c'era lockdown. Esatto. E adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, il nostro ultimo break, torniamo fra 2 minuti con tante altre notizie. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono da poco passate le 13, questo vuol dire che abbiamo poco meno di mezz'ora da trascorrere ancora insieme per tante altre notizie, per l'attualità. Dobbiamo parlare di turismo e anzi, a proposito, parliamo proprio di turismo nel prossimo servizio perché ad Asolo si registra il sold out, il tutto esaurito, il turismo sta segnando numeri superiori al periodo pre-Covid, il comune però ammette anche la presenza di abusivi che non fanno nemmeno pagare la tassa di soggiorno. Vediamo. Siamo quasi il 35% in più rispetto al 2019 e il 2019 era stata l'annata migliore dal 2014, quindi veramente bene. Non nasconde un certo entusiasmo il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, commentando i dati sul turismo relativi all'ultimo weekend con il ponte della Festa della Repubblica e il saldo delle prenotazioni registrate negli ultimi mesi dalle strutture recettive del suo comune. Tornano gli stranieri, tedeschi, austriaci, inglesi, grandi assenti per ora gli americani. Le ultime statistiche date dal nostro ufficio turistico dicono che se la media era di 2 notti, adesso stiamo già superando le 3 notti di media, quindi non parlando solo degli alberghi, ma parlando delle strutture ricettive in generale. Asolo che negli ultimi anni ha lanciato il concetto di albergo diffuso con antiche residenze rimesse a nuovo grazie al bonus 110 e al bonus facciate, di fatto prese d'assalto. Numeri talmente alti da azzerare per ora l'antica competizione tra alberghi, residenze e agriturismi. Migliorini però punta il dito contro il fenomeno dell'abusivismo presente anche qui ad Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia. Affittano in modo non conforme alla normativa né regionale né nazionale degli spazi, degli appartamenti, delle stanze. Quindi non creando solo un danno dal punto di vista delle tasse erariali, ma creando anche un danno al territorio, una concorrenza sleale. Anche perché queste strutture invece, chiamiamole così, abusive, sfuggono anche al controllo della tassa di soggiorno. Però questo problema esiste. Anche le terme euganee guardano al futuro con ottimismo, soprattutto dal mese di settembre in poi, quando entra nel vivo la stagione più importante per queste strutture. I dati sono consolidati e in linea con quello che si registrava prima della pandemia. Vediamo. Un'ospitalità che sta cambiando rispetto al periodo pre-pandemia, ma i primi dati relativi al 2022 e il progressivo ritorno alla normalità piena rendono ottimisti gli operatori di Abano e dei Colli Euganei. Stiamo tornando lentamente a quelli che erano i regimi pre-pandemia. È stato sicuramente un avvio d'anno non dei migliori, purtroppo. Tutti sappiamo che gennaio e febbraio sono stati ancora segnati da quelle che speriamo essere gli ultimi strascichi dell'ondata pandemica, quindi gennaio e febbraio sono stati mesi ancora difficili, in particolare gli arrivi, quindi le persone che sono giunte sul nostro territorio sono ancora in netto calo.
Il primo segnale positivo riguarda un po' il numero di presenze per il mese di febbraio, che si assesta finalmente sui numeri del 2019. Turisti che scelgono di fermarsi più giorni, da cui il ritorno del numero di presenze ai livelli del 2019, con un cambio netto della clientela. Non ci sono più, le stesse componenti a livello di nazionalità, l'Italia la fa da padrone. Abbiamo purtroppo perso da fine febbraio, marzo, tutto il mondo di lingua russa, che per noi era estremamente importante e che rappresenta globalmente circa il 10% del fatturato delle terme euganee. Per alcuni alberghi rappresenta anche una quota molto superiore. Nonostante le difficoltà legate ai rincari delle materie prime e dei costi dell'energia, sono buone le prospettive per i prossimi mesi. Attendiamo quindi il ritorno dei nostri ospiti più tipici, quindi lingua tedesca, austriaci, Baviera, francesi, soprattutto della parte Costa Azzurra e svizzeri. Speriamo appunto che con settembre si possa ricominciare a essere effettivamente sdoganato un ritorno alla normalità, perché davvero ne sentiamo tanto bisogno. Parliamo adesso di occupazione nel settore terziario, quindi quello del turismo, ma anche in quello della sanità. Rifugiati dall'Ucraina assunti previa richiesta e formazione nei settori dove si cerca più personale, un progetto che decolla da Venezia. Rifugiati dell'Ucraina e della Bielorussia impiegati, se lo richiedessero a Venezia, anche nei settori della sanità e del turismo, considerata la difficoltà di reperimento delle figure professionali ricercate e dopo i previsti corsi di formazione, qualificazione o selezione. 3.500 gli ucraini registrati ad oggi dalla Questura di Venezia, dei quali 1.700 quelli che hanno fatto richiesta di accedere ai servizi offerti dal Comune. E quanto emerso stamane dalla conferenza stampa del progetto Accoglienza Ucraina nella sede CISL di via Camarcella Mestre. In tema della sanità, ad esempio, ricerca moltissimo figure come gli OS, come gli infermieri, come i medici. È evidente che questo richiede un percorso di formazione. Questi corsi di formazione sono attivati nel territorio e possono essere frequentati da chiunque, e al termine di questi ci può essere appunto l'assunzione come OS o come altre figure professionali, ma anche il personale qualificato nell'industria metalmeccanica, la ricerca. Ci sono molte figure professionali che mancano oggi nel mercato del lavoro. Progetto pilota che decolla da Venezia, riferito alle cosiddette politiche attive dell'integrazione e che si appoggia allo sportello al lavoro del sindacato, attivo da un paio d'anni, che darebbe la stessa opportunità a quanti ne faranno richiesta, sempre previa formazione. Nel programma di integrazione rientra anche la giornata mondiale del rifugiato del 25 giugno prossimo, con appuntamento a Marghera al Teatro Aurora, dove sentiremo le testimonianze di 3 donne, una proveniente dall'Afghanistan, una famiglia ucraina e una donna bielorussa, che ci racconteranno le loro esperienze personali per cercare appunto di farci capire davvero, al di là dell'immagine della guerra che vediamo, quelli che sono gli effetti concreti sulle persone reali. Progetto sviluppato anche con la collaborazione di diverse associazioni, tra cui ANOLF, Oltre le Frontiere, Noi Migranti, CISM Spinea e le Rondine di San Donà di Piave. Il mio auspicio è che le modalità attraverso le quali la città di Venezia e le sue amministrazioni hanno dato in termini di integrazione possa essere, mutuata anche da tutti gli altri comuni del territorio della città metropolitana, del Veneto, ma con uguale disponibilità all'accoglienza si ponga anche l'Europa intera. Continuiamo a parlare di turismo a Venezia. Nasce una card digitale lanciata da Confindustria in collaborazione con diversi enti cittadini per promuovere percorsi culturali. Vediamo. Eravamo in piena pandemia e volevamo creare qualcosa di innovativo per la nostra destinazione. Abbiamo analizzato dei dati che davano solo il 3% di vendite online dei biglietti dei musei, e vedevamo che l'86% dei biglietti venivano ancora venduti nelle biglietterie. Una carta completamente digitale, valida 365 giorni, per visitare senza file a condizioni vantaggiose diversi tra i luoghi di cultura più prestigiosi di Venezia. L'iniziativa di Confindustria intende stimolare il turismo in città, ma senza andare in contrasto ad iniziative come l'International
introduzione di ingressi a numero limitato di visitatori verso cui si sta indirizzando Venezia. Io penso che le cose vadano di pari passo, anche perché comunque l'idea di fare la prenotazione per arrivare a Venezia aumenta la qualità dei servizi, quindi se io mi prenoto per arrivare a Venezia, contestualmente mi prenoto anche il garage, mi prenoto anche l'hotel e mi prenoto tutti i servizi aggiuntivi, quindi si tratta di offrire una qualità migliore ai turisti che arrivano. Dunque un turismo più di qualità, non concentrato ma allargato su direttive diverse e soprattutto stanziale. Importante è anche la destagionalizzazione di questo progetto. La carta dura 365 giorni e quindi il turista non solo arriva in città ma sta anche in città più tempo e in diversi periodi dell'anno, e quindi questo è veramente un progetto che va ad aumentare la nostra offerta, ad aumentare il nostro obiettivo, che è quello di attrarre il rispetto, la valorizzazione e la tutela della nostra città. Un paio d'anni fa si parlava del turismo come del comparto che avrebbe impiegato più tempo a riprendersi dal Covid. Previsioni poi smentite dalle abbondanti presenze registrate sia a Venezia che sulla costa. Quello che non si era previsto invece è stata la difficoltà a reperire personale. Lungo il litorale manca addirittura il 40% del necessario. Chi va all'estero cercando di attrarre nuovi talenti da portare è una soluzione che può dare dei riscontri nell'immediato, ma che non sarà una soluzione strutturale. Abbiamo bisogno di lavorare moltissimo sul cuneo fiscale, facendo in modo che chi lavori nel nostro settore venga retribuito in una maniera più equa e più giusta. Parliamo adesso di sport, scuola e ambiente. Ci spostiamo a Tezze sul Brenta. Più pedali più vinci, ed è stato proprio così per i ragazzi delle scuole medie di Tezze sul Brenta e Belvedere. In occasione dell'ultimo giorno di scuola sono stati infatti premiati gli alunni che hanno utilizzato maggiormente durante l'anno scolastico la bicicletta. Il tutto grazie a un microchip sulla bici che ha segnato i chilometri percorsi da casa a scuola, ma soprattutto grazie a un'idea dell'amministrazione comunale e dell'istituto scolastico. Un giorno di festa, dunque, che ha visto protagonisti oltre 170 giovani per la premiazione del concorso Io mi muovo in bici e poi tanti altri alunni per la tradizionale festa di fine anno scolastico. Tezze sul Brenta, comune sempre più green e sempre più improntato alla mobilità ecosostenibile, con un padrino d'eccezione come Filippo Pozzato. Primo premio per chi ha pedalato di più una mountain bike, giusto riconoscimento per chi si è messo alle spalle quasi 1000 chilometri. E proprio il campione di ciclismo Filippo Pozzato ci parla dei prossimi avvenimenti che riguardano chiaramente manifestazioni ciclistiche nel Bassanese, nel Vicentino, ma non solo. È tempo di ciclismo, è il tempo giusto ed era tempo che appassionati e sportivi aspettavano di poter tornare a respirare l'aria delle grandi corse. Un territorio, il Bassanese, che grazie anche all'impegno di Filippo Pozzato si riscopre protagonista e diventa il centro di una serie di eventi con annesse sorprese ancora top secret. Ma quali sono le corse da cerchiare in rosso sul calendario? La prima in ordine di data sarà sicuramente il 12 di ottobre, sarà il Giro del Veneto che abbiamo ripreso in mano l'anno scorso su grande richiesta della regione, che ci crede molto in questa corsa storica. L'abbiamo ripresa in mano, abbiamo fatto il solito finale, quello classico con l'arrivo a Padova. Quest'anno ci sarà un piccolo cambiamento e sarà molto più coinvolta la provincia di Vicenza. Poi c'è la Gravel, che l'anno scorso abbiamo fatto per primi, siamo stati i primi a fare una corsa per professionisti con le bici gravel, è piaciuta molto e quest'anno sicuramente l'arrivo sarà sempre su Piazzola. E poi la Gran Fondo per tutti gli amatori. Gli appassionati possono partecipare sulle strade che poi affronteranno i corridori il giorno dopo per la Veneto Classic, e anche lì abbiamo un bel progetto per il finale, sempre su Bassano, ma con qualcosa di veramente storico e veramente divertente e spettacolare per il pubblico. E adesso ci spostiamo a Cartigliano, dove è stato presentato il progetto della nuova piazza.
Una nuova piazza riqualificata con più verde, più panchine, una nuova fontana e con un imponente sagrato davanti alla chiesa, ma soprattutto con la volontà di trasformare Piazza della Concordia in un vero centro di aggregazione. È stato presentato ai cittadini il progetto del nuovo cuore pulsante di Cartigliano, come è stato definito dal sindaco Germano Racchella, che oltre alla piazza prevede di riqualificare anche Viale Cappello e Via Pio X. Obiettivo: limitare il transito dei veicoli in piazza e valorizzare il patrimonio culturale e turistico. Un percorso che è stato vincolato e condiviso con la soprintendenza. E Cartigliano in più ha anche il vincolo monumentale di Villa Morosini Cappello. Dunque progetti ne sono stati fatti tanti, soluzioni alla sovrintendenza ne abbiamo proposte un'infinità. La scelta da fare è se far passare ancora una strada vicino ai bar o spostare questa strada vicino alla fontana. Sembra una cosa semplice, ma è una scelta che noi amministratori ci ha messo in crisi, ed è proprio per questo che nella trasparenza è giusto che siano i cittadini che ci diano questo consiglio. L'aspetto della piazza sarà totalmente nuovo rispetto a quello di adesso. Innanzitutto sarà una vera piazza vivibile per tutti i cittadini, sarà studiata nei minimi dettagli di design e di bellezza. Verranno riorganizzate anche i parcheggi, che attualmente occupano lo spazio centrale nella piazza. Spazio anche a dei totem posti sul lato est della chiesa per valorizzare l'importanza pittorica della cappella del Rosario. I lavori verranno completati entro 2 anni. E sono alle battute finali il Festival dell'Ambiente a Carmignano di Brenta, che ha visto protagoniste tantissime famiglie. Una giornata dedicata alla pulizia del fiume. A Camazzole di Carmignano di Brenta i protagonisti sono stati i ragazzi e le loro famiglie. Abbiamo ripulito le rive del fiume e tutto il territorio per dare un segnale importante di cura e di amore verso l'ambiente. Hanno partecipato 100 famiglie assieme ai loro ragazzi e ai loro bambini per ripulire le rive del fiume, perché il fiume è il loro futuro. Una tra le iniziative del primo Festival dell'Ambiente, giunto alla sua conclusione, l'occasione per riflettere su più temi. Tra tutti quello della tutela della risorsa idrica, della governance dei territori all'interno del fiume Brenta e soprattutto al ruolo dei comuni per quanto riguarda il contrasto al cambiamento climatico. Appuntamento immancabile quello di oggi pomeriggio al Palazzo dei 300, l'Ateneo di Treviso presenta una nuova pubblicazione sulla storia della città dalla caduta della Serenissima fino all'avvento del fascismo. L'Ateneo di Treviso è un'istituzione scientifico-culturale che serve a confrontarsi, a portare le proprie esperienze, a portare le proprie conoscenze e quindi a metterle a disposizione di tutta la città e di chi è interessato a livello nazionale e internazionale. Quindi diciamo che iscritti all'Ateneo di Treviso non c'erano solo trevigiani? Non c'erano solo trevigiani, pensiamo a Gioacchino Rossini. Gioacchino Rossini addirittura per Antonio Canova, su ispirazione dell'Ateneo, scrisse una cantata che venne eseguita al Palazzo di Filodrammatici, dove aveva allora sede l'Ateneo di Treviso. Tra l'altro, parlando di Antonio Canova, anche lui iscritto all'Ateneo di Treviso, c'è una particolarità che adesso è esposta al museo. Sì, numerose sono appunto quelle appartenenti all'Ateneo di Treviso, compresa la raccolta che Monsignor Sartori Canova, il fratellastro di Antonio Canova, donò all'Ateneo di Treviso di illustrazioni, e poi anche la stessa erma con il busto di Antonio Canova. C'è un importante appuntamento a cui i trevigiani non possono mancare, qual è? Venerdì prossimo, ore 17, Salone di 300, la presentazione del primo dei 2 volumi sulla storia dell'Ateneo di Treviso, da Napoleone al fascismo. È importante esserci perché questo libro, scritto da Giuliano Simeonato, racconta la storia della città attraverso i suoi figli più illustri. Al via il processo di gemellaggio tra Padova e Leopoli. La città diventa così un punto di riferimento nazionale per la raccolta di aiuti verso le popolazioni colpite dalla guerra. Vediamo. Fin dai primi giorni della guerra, Padova è stata in prima linea nella raccolta e invio di aiuti alla popolazione ucraina, e da ieri in città è operativa una sede a riferimento nazionale di Hope Ucraina. Il comune infatti ha dato in concessione uno stabile nel quartiere di Montà, che sarà punto di raccolta nazionale per gli aiuti, come spiega il console onorario Marco Toson.
Sarà il centro praticamente per tutta l'emergenza, per tutte le attività di accoglienza e formazione e di donazione delle merci, avendo anche la protezione civile qui a due passi. Abbiamo l'hub praticamente per raccogliere la merce e spostarla poi direttamente in Ucraina. Lo stabile affrescato con i colori della bandiera ucraina è stato anche punto da cui ieri è stata annunciata la proposta di gemellaggio tra la città di Padova e quella di Leopoli. Il gemellaggio è un segnale molto forte che stiamo portando avanti con la città di Leopoli e il sindaco. Io sarò in Ucraina la settimana prossima direttamente a Leopoli e anche a Kiev, dove riapriremo l'ufficio ufficiale della Confindustria per dare un segnale forte. È uno dei primi uffici che vengono riaperti in Ucraina, per dare un segnale forte proprio di comunicazione, di collegamento tra Italia e Ucraina. E il gemellaggio vuole avere il significato che due città importanti come Padova e Leopoli, entrambe città patrimonio dell'UNESCO, città importanti, vengono unite assieme da un legame, voglio dire, di cultura, di arte, ma anche di fraternità. Quindi un messaggio molto forte che vogliamo lanciare tra le due città. E adesso ripercorriamo insieme, ricapitoliamo quella che sarà la giornata di lunedì 13 giugno, parliamo chiaramente delle celebrazioni per la festa di Sant'Antonio e parliamo anche di palinsesto. Quindi nel prossimo servizio spieghiamo come potrete seguire tutta l'intera giornata su Rete Veneta. I primi pellegrini già pronti a entrare in Basilica all'alba, il sagrato che in questo 2022 tornerà a riempirsi di devoti e fedeli, la porta maggiore del Santo che si apre e poi il crescendo di emozioni che ci porterà insieme alla solenne processione delle reliquie della statua di Antonio lungo le vie della città dopo la celebrazione eucaristica delle 17. Sarà un 13 giugno che vivremo ancora insieme con il network Media Nord-Est che sull'emittente Rete Veneta, canale 14 del digitale terrestre, porterà questa straordinaria giornata di fede e devozione nelle vostre case. Con voi abbiamo vissuto la festa negli anni della pandemia. Nel 2020 siete idealmente saliti sull'elicottero dell'esercito che ha portato la reliquia del santo sulle terre venete colpite dal virus, con quello straordinario momento di preghiera vissuto nell'ospedale di Schiavonia, con i malati affacciati dalle finestre e poi l'uscita a sorpresa della statua di Antonio nel pomeriggio e la solenne sosta all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. Un abbraccio ideale proseguito nel 2021, quando la reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute di Venezia da 369 anni, è tornata al Santo via acqua, accompagnata dal patriarca Francesco Moraglia. Un viaggio seguito passo passo e documentato fino allo straordinario corteo in Canal Grande del 20 giugno che ha riaccompagnato la reliquia alla salute. Una festa del santo che tocca i cuori dei fedeli che affidano alla sua intercessione una preghiera, un'invocazione, un voto. Una festa del santo che anche quest'anno il network Media Nord-Est vivrà minuto dopo minuto accanto a voi dall'alba al tramonto a partire dalle 5:30 di lunedì 13 giugno. E nel prossimo servizio il rettore della Basilica del Santo invia un messaggio a tutti i devoti di Antonio. Chi si affida al santo, chi gli affida la famiglia, si prega per la salute. Un pellegrinaggio continuo in Basilica nei giorni che precedono la solenne festività di Antonio, il 13 giugno. Sono oltre 1 migliaio al giorno i fedeli che quotidianamente arrivano a Padova da tutta Italia e dall'estero ed entrano in Basilica per pregare sulla tomba del taumaturgo. Abbiamo già avuto la presenza di molte diocesi e non solo, anche di varie associazioni. La Basilica è davvero gremita, non ricordo esattamente i numeri del pre-Covid, ma credo che siamo vicini davvero ad un'affluenza come ai bei tempi. C'è grande attesa ed emozione in città, con le strade che si vestono a festa per accogliere, dopo 2 anni di assenza imposti dalla pandemia, la tradizionale processione del santo in città. La festa di Sant'Antonio che ritornerà ad essere vissuta nella modalità tanto cara ai devoti e ancora una volta il network Media Nord-Est la vivrà accanto a voi, portandola in tutte le vostre case con la lunga diretta in onda su Rete Veneta, canale 14 del digitale terrestre, dall'alba al tramonto a partire dalle 5:30 del mattino
mattino fino alle 22:30. Diretta su Rete Veneta, diretta anche sul sito 13giugno.org. Nell'attesa della festa, il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, e padre Antonio Ramina, rettore della Basilica di Sant'Antonio, hanno rivolto un messaggio di fede ai devoti. Ci siamo lasciati interrogare fondamentalmente da qualche cosa che è sotto gli occhi di tutti, e cioè che tanti pellegrini si ritrovano con affetto attorno a Sant'Antonio dopo essersi messi tante volte in viaggio anche in maniera faticosa, prolungata. Allora, il popolo di Dio che si mette in cammino. Ecco, ci piaceva sottolineare proprio questo aspetto, l'idea di una chiesa che è comunione, è fatta di persone a cui è sempre data la possibilità di mettersi in cammino, di ricominciare. Ecco, poi abbiamo richiamato certamente uno dei frutti più importanti della predicazione di Sant'Antonio sin dalle origini, che è quello della riconciliazione e della pace, che senz'altro è uno dei doni di cui oggi abbiamo più bisogno. E in chiusura c'è tempo per dare una rapida occhiata al report che ci fornisce Azienda Zero. Come sapete, questa è una fotografia che testimonia la diffusione, l'andamento dei contagi nella nostra regione nelle ultime 24 ore. Allora, diamo una rapida occhiata alla tabella che abbiamo imparato oramai a leggere con destrezza. Partiamo dal delta dei casi positivi, ovvero i nuovi positivi intercettati nelle ultime 24 ore, e qui indicato dal cursore c'è il dato che si riferisce appunto alla giornata di ieri: 1973 nuovi casi positivi in Veneto. Gli attualmente positivi al Covid nella nostra regione sono 28.521. Diamo un'occhiata anche agli altri numeri del report, numeri che qui indicati dal cursore segnalano un -8 per quello che riguarda le ospedalizzazioni in area non critica, quindi si liberano 8 posti in ospedale per quello che riguarda i ricoveri Covid, scendono anche le terapie intensive, -2. Invece constatiamo anche oggi purtroppo il decesso di 3 persone causa appunto Covid. Questo era insomma l'ultimo spazio di approfondimento di questo Focus TG. Non mi resta che darvi appuntamento alle edizioni serali TG Bassano e TG Vicenza per tutte le altre notizie, e domani alle ore 12 con una nuova edizione di Focus TG. Grazie e buona giornata.